Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giornata tranquilla, rilassante, quindi una piccola passeggiata. Vi porto con me a scoprire qualcosa che magari non conoscete. Quindi ci troviamo a Rosolina, in provincia di Rovigo, e andiamo a vedere qui vicino alle Foci dell'Adige un osservatorio. Andiamo. Come potete vedere, da dove abbiamo parcheggiato all'osservatorio che si vede lì in fondo sono poche decine di metri, e quindi se volete anche voi fare una passeggiata tranquilla vicino al mare in qualsiasi stagione, questo può essere un'idea. Guardate quanti scarti di legno che il mare ha portato qua. Magari da qualche pezzo di legno si può anche tirare fuori qualche idea. Ed ecco che dopo pochi metri siamo arrivati. Eccola qui. Ma prima di salire andiamo a vedere queste piccole sporgenze. Da qui possiamo vedere il fiume Adige che sfocia nel mare e che fa da confine tra Rosolina Mare, dove siamo noi, e dall'altra parte l'Isola Verde, che si trova nel comune di Chioggia. Ed ecco che adesso saliamo su questa torre d'acciaio costruita nel 2015 e alta 16 metri. Sempre più su. Da qui possiamo godere di un panorama stupendo, e come vedete qui giù c'è anche un'area picnic. E dopo aver visto l'osservatorio ci spostiamo di qualche chilometro
e andiamo a Porto Caleri. Ed ecco che ci spostiamo di circa 9 km verso Porto Caleri, in questo tratto di litorale del Veneto a sud di Rosolina Mare, sempre in provincia di Rovigo. Ed eccoci arrivati. Qui vediamo l'entrata al giardino botanico litoraneo, a sinistra, ma noi andiamo a destra. E adesso andiamo dritti sempre verso il mare. Arrivati a questo punto, se andiamo dritti verso la passerella andremo proprio in riva al mare, ma noi invece giriamo qui a destra. Ovviamente vi ricordo che sotto in descrizione trovate i punti dove parcheggiare, e anche se questo non è proprio il mio habitat naturale, perché chi mi segue sa che amo di più la montagna, comunque sono dei luoghi un po' particolari che volevo portarvi qui nel canale. Il giardino botanico, sito nella parte meridionale del litorale di Rosolina Mare, interessa una superficie di circa 44 ettari. Realizzato dalla Regione Veneto nel 1990 in un'area in seguito dichiarata sito di importanza comunitaria ed è entrata a far parte del territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po, allo scopo di conservare un ambiente naturale unico di notevole interesse scientifico. Ovviamente vi ricordo che sempre sotto in descrizione trovate tutte le info per visitare questi luoghi. Quindi avete visto che luogo veramente meraviglioso, potete immaginare qui il momento del tramonto, che foto e che sensazioni stupende si possono avere e vedere. E quindi io concludo il video qui, spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!